Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. Al Venfat rimonta a Almancul 3 mesi in daur il decesso dall'uomo chiatà Cencevite in tune zone boschive in località dal Bassa Bunzic di Dignan, dai accertamenti, dai carabiniers, de stazioni di San Denel, il quarpa ormai ridotto a un scheletri al stevedonglie un arbul in torde strade che scomence in te aree de vecchie filande. Al podere trattarsi di un uomo sui 50 anni di origini argentinis, residenti in tal Monfalconese che si ieri in pierdudisi seins. Un newf fug alle svampa dignot sul Chiars sloven in tal territorio intorno al comune di San Dorligo de Val. Gli flamis sono svampati a pochi metri dal confine di state. In pochi soris han brusato pluiomancul di settars di boscaie. Cemut, l'ha riferito il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, a Esundis il fugaron al risultave domeat. Dopo pluiomancul la lune alle ripiat fuarci in vie dall'Aiar Fuart, arrivanti in Italia e menaccian la frazione di Prebenico. La origine viodude la zone erte e è quasi dal sicuro dolose. E avevi con sé 30 grammi di cocaina destinati al spaccio, arrestati due Pakistan in ex-Safau a Udin. Gli agenti delle squadre volanti delle questure di Udin hanno chiatati due oms di 27 e 40 anni, senza fisse dimore, dentro le aree. Che il pluizovin alla cirudis quindi so dal materas doprata tanche iet un pacchetto dentro all'estate rinvignuti il stupefacente. Di là de cocaina l'uomo aveva con sé 3 smartphone e 195 euro in contanti, che il di 40 anni all'estate chiatato in possesso di 350 euro, un telefonino, 3 bilancini di precisione e materiali in plastiche per il confezionamento di droghe. Il GIP ha validati arresti e disponuto la custodia cautelare in preson palzovin di 27 anni e la improibizione di dimore a Udin pallon di 40. Dall'arrest dai latitanza e confessions dai fermats la maxi operazione de procure di Trieste dal passato giugno e Jedaur alla Indevan e dopo il sequestro record di 4,3 tonnellate di cocaine, come il cercli si strench sui schiampaz tra i 30 vots coinvolti. O confidin che non svegnin consegnati in curt persone che in te prime fase a ieri in latitantis al fa sapere il procuratore Antonio De Nicolo. Tra di loro sono anche certi personaggi di spic, ostin lavorant per chiacchiaio fur tal foreste e sperin di consegnaio in Italia. Un piccolo imprenditore edil di nazionalità kosovane all'arrestato ferito queste mattine a Trieste di lunghi di une baruffe in via Carducci, poco lontano di là che il passato settembre si era tenude une sbarade tra dos fameis kosovanis. Al summe che l'aggredito intorno alle 7 mattine al ves parcar davanti al bar per la poco distante a comprare spagnolezzi. Gli aggressori lo varessin colpito coi bastons per dopo darsi a fuide. La vittima è sanganade e gli arrivate al bar dove che gli è state soccorrute de polizie. Alle state chiatate con un martello in man che alla displeata, alla doprata per difese legittime. Voi in Friuli Vignesi Giulia su 2.735 tampons molecolari sono stati rilevati 166 new infetti, sono anche 5.346 gli provi svelti antigenici che di casi sono stati rilevati 1.019 casi. Le persone ricoverate in terapie intensive sono 3, intanto che i pazienti accettati in altri reparti sono 239. Voi si registra il decesso di 7 persone, 5 a Udin, una a Trieste, una a Gurizze. New passi in denant in tal progetto di riqualificazione ex Dormish che cumò al spiete la vie libere in taia spiezza ambientali. Cantir in partence in serade c'è molto che non display il Sindi di Udin, Pietro Fontanini.
La Giunta Comunale ha approvato una variante che fa parte di quel che avevamo già adottato qui come Consiglio Comunale per quel che riguarda l'ex Dormis. In pratica ho domandato alle aziende sanitarie e alla Commissione paesaggistica se i lavori che riguardano il recupero dell'area dell'ex Dormis hanno sia assoggettati a VAS, che è un MUT per viodis e l'ambiente al tutelate e non si fa in pratica dams ambientali. È un lavoro che alla rende nante per un po' di settimane, ma io credo che in questa maniera o permetterà in pratica ai proprietari dell'area ex dormis di poter lavorare e particolari demolizioni che verranno fatte cenciate dal mese di ottobre. Addio al Friuli e Sissa. Sergio Ceccotti terminerà la propria carriera di Physique Théorique in Cina. L'avion per l'Imperi Celeste partirà a fin dal mese con destinazione Pechino. L'ex sindic di Udine ed ex presidente della regione lo chiaparà per arrivare a dos università che sarà professore, la BIMS di Pechino e la Università di Sanya in Tai Tropics cinese. Il contratto al previo 20 anni di insegnamento, ben di là dell'età di pensionamento dal Physique Furlan. Son dis culminatis pal settor vitivinicul, se in qualche zona d'Italia la vendemme è già in corso, un'eventuale ploie dentro de Madone di Agosto può essi decisive per definire l'anno 2022 in Friuli Vignesi e Giulie. Le primis considerazions tiradis su di Confagricoltura in regione a conguardin su un cal generalizzato dai livelli quantitativi di amanculi il 15%, più accentuato, dulaca sono stati tempestati in tanche sulla qualità, ma i tanche che stanno si conferma determinante la gestione agronomica attente dal vignale. Al tornerà il fine di settimana dai 19 di settembre la maratona a Udin con tune lunghe liste di avvenimenti collaterali. O sentin l'assessore comunale Maurizio Franz. Allora, il 19 di settembre che stanno avendo in New l'edizione del Maratonine, che è diventata una corsa competitiva a livello internazionale, ormai che partecipano i migliori atleti al mondo di che disciplina che e che partirà domenica 9 mesi binore. Però tutte le iniziative e gli eventi che sono collegati partiscono già di prima e quindi il Vinas 16 di settembre partirà già la corsa in salita, ossia si partisca di Piazza Libertà e si arriva fino sul piazzale del Cischiel, 400 metri di salita per i migliori scalatori di che disciplina che ha. La de dopo il sabato sarà la mini ramp per i froci, un'attività ludico-sportiva e dopo, anche che ormai è diventata tradizionale, sarà la corsa con i chians. La domenica invece ci sarà l'apertura che sarà leata anche agli atleti disabili, la maratonina competitiva vera e propria e dopo per i tanti appassionati di corse sarà la Straudine che è invece viarte ad occhio che è una maratona non competitiva insomma. Alle dut parusgnot, novis al torne domani a stesse ore. Buone serate, Mandi.